Ci troviamo nel mio grande e amato paese, San Pierniceto, un paese ricco di storia, di cultura e di tradizioni. E la comunità si prepara per la festa dedicata alla Madonna del Carmine. Il giorno della Madonna del Carmine è il 16 luglio, però la processione è fatta la domenica successiva. Se il giorno 16 è domenica, allora cade quel giorno. Se invece è il 18 o il 19, la facciamo sempre di domenica, ma il suo giorno è il 16 luglio. La Madonna del Carmine a San Pierniceto, più che una tradizione, è una fede da secoli. E c'è questo grande rispetto e questo amore verso la Madonna del Carmelo. Anche quest'anno ci siamo prodigati e abbiamo preparato 4 giorni di festa, dal 17 fino al 20 giorno della processione. Il 17 abbiamo un teatro, Intrecci Teatrali, che è una compagnia di San Pierniceto che sta riscuotendo tanto successo sia a San Pierniceto e soprattutto nei paesi vicini, nell'Interland vicino. E il giorno 18, dopo tantissimi anni, ritorna a San Pierniceto, dopo oltre 30 anni, ritorna a San Pierniceto Merigitto, una nota cantante messinese che negli anni 80 allietava le serate a San Pierniceto per la festa di San Rocco, e quest'anno è tornata, la portiamo qua con una musica degli anni 60, si chiama Jukebox, dove serata di ballo latinoamericano. Il 19 invece abbiamo cambiato anche qui. Abbiamo cercato di non portare sempre cantanti come abbiamo fatto in passato, che abbiamo portato Mattia Bazzara, abbiamo portato Danilo Sacco l'anno scorso, il Giardino dei Semplici. Quest'anno abbiamo contattato Uccio De Santis, il noto cabarettista pugliese, che l'abbiamo visto l'anno scorso esibirsi in alcuni paesi e ci ha veramente entusiasmati, e quest'anno l'abbiamo contattato. Il giorno 19 sarà la serata clou con Uccio De Santis, e domenica il giorno principale, il giorno dove si evince la vera fede verso la Madonna. Ci sarà la mattina Spare a Salve, giro della banda per tutte le vie del paese, che è abbastanza lungo, San Pierniceto, e poi alle 11 sarà celebrata la Santa Messa. Nel pomeriggio ci saranno i tradizionali giochi per i bambini, questo li cura un membro della commissione, il signor Nino Colosi. Io colgo l'occasione per ringraziare tutti i componenti del comitato: Pippo Abate, Antonio Micale, Carlo Marzo, Rosellina Giorgianni, Nino Manna, Aurelio Dolcezza, Letterio Careffa, insomma li nomino tutti, scusate se dimentico qualcuno perché sono veramente tanti. E poi nel pomeriggio alle 19 partirà la processione con la Madonna, stavolta rientrerà verso le 22:30, dove ci sarà la benedizione. Subito dopo ci sarà l'esibizione della banda musicale, un sorteggio che abbiamo organizzato, pure un grosso sorteggio, e alla fine si concluderà con i giochi pirotecnici. 10 giorni prima la Madonna dall'altare maggiore viene portata e messa sulla bara, che poi sarà con la stessa la porteranno per le vie del paese. È un momento di fede e di emozione, soprattutto perché chi crede nella Madonna si emoziona quando la vede. La Madonna, per l'occasione della processione, vestirà con un vestito con oro offerto dalla gente per la richiesta di grazia. Io ricordo da sempre, da quando ero bambino, che la festa era questa, la processione era questa, e diciamo che non è cambiato niente a livello emozionale. Quindi come mi emozionavo quando ero bambino, mi emoziono ora, anche perché dico, siamo cresciuti con questa idea che la Madonna è miracolosa. Io inviterei tutte quelle persone che sono collegate con Bella Sicilia a partecipare a questo evento, sia tutte le sere, ma sia possibilmente quelle che sono più importanti saranno la processione, la giornata, la festa, la domenica, quando sarà celebrata la processione della Madonna, e il sabato sera ci farebbe piacere anche con Uccio De Santis, che sicuramente al 101% vi farà scoppiare dalle risate. Tutti gli spettacoli sono a ingresso libero? Tutte, sempre. Noi tutto questo, anzi mi ha fatto bene a ricordarmi, tutti questi fondi noi li raccogliamo intanto c'è una quota fissa di 30 famiglie devoti alla Madonna, che mettiamo una cifra ciascuno tutti gli anni. Poi attraverso numerosissimi sponsor di tutta la provincia di Messina, a partire Pace del Mela, San Pierniceto principalmente, Monforte, Milazzo, Barcellona, Spadafora, Venetico,
tutti contribuiscono, quasi tutti contribuiscono, ci vanno da sponsor, e poi attraverso tutti i fedeli quando si va nelle case e attraverso questo sorteggio. Quindi verrà tutto gratuitamente, per modo di dire, cioè la gente che viene a vedere questo spettacolo, la gente che viene per visitare la Madonna, per assistere a questo atto di fede veramente grande, e sicuramente viene senza spendere una lira, solo quella del viaggio. Grazie, allora salutiamo tutti gli amici che sono collegati, fateci Grazie. sapere da dove ci state guardando. E questa è San Pierniceto, vista da qui. Come si chiama questo luogo? Carmine, Carmine. Piazza Carmine. Carmine. Dalla piazza Piazza del Carmine. Carmine. Ciao a tutti.